In corteo a Venezia i lavoratori della funzione pubblica, della scuola, dell'università, della sicurezza e della sanità per chiedere il rinnovo del loro contratto. La manifestazione indetta dalla CISL è cominciata alla stazione Santa Lucia per concludersi in Campo San Maurizio, dove una delegazione sindacale ha incontrato il prefetto al quale sono state esposte le ragioni dello sciopero. L'ultimo contratto che i pubblici dipendenti hanno ricevuto dal punto di vista normativo ed economico riguarda il quadriennio 2006-2009. Quindi dal momento dell'inizio siamo quasi a 10 anni. Visto che qualcuno ci sta dicendo che abbiamo diritto a una buona scuola, noi pensiamo che comunque non sia possibile avere una buona scuola se anche non viene valorizzato il lavoro dei docenti e non vengono messe risorse anche per il contratto. Obiettivi dei manifestanti anche il rilancio della contrattazione integrativa, la riorganizzazione delle amministrazioni e dei corpi dello Stato, l'innovazione nella scuola e nei servizi pubblici, la lotta al precariato. Noi attraverso la forte motivazione del contratto noi chiediamo rispetto per questi lavoratori che noi rappresentiamo, scuola, ricerca, università, sicurezza, funzione pubblica, sanità, enti locali. Noi siamo poi quelli che rappresentano la civiltà in un paese e noi vogliamo rispetto.